Bene, ringrazio tutti i presenti, siamo qui con Michel Reillac e Roberto Semprebene nello spazio della Regione Veneto. Questo è uno degli incontri organizzati dalla Fondazione Veneto Film Commission, c'è anche qui in sala Jacopo Chessa che è il nostro direttore, io sono Giacomo Brunoro del CDA. Avevamo ipotizzato di fare l'incontro in inglese, proveremo a farlo in italiano visto che Michel parla benissimo anche l'italiano nonostante lui dica di no. Due parole sui nostri ospiti. Michel Reillac, uno dei massimi esperti al mondo di VR, responsabile di VR Expanded proprio qui alla Mostra del Cinema, e Roberto Semprebene di Storming a Teacup, studio italiano di videogames. Parleremo di linguaggi, di realtà virtuale, di videogiochi, di cinema, di come questi mondi possono coesistere, già lo fanno in parte, e di cosa succederà nei prossimi anni, visto che sono settori che corrono a grande velocità. Inizierei proprio dalla parola linguaggi, perché ne stavamo parlando prima appunto con Roberto e Michel. Finora la VR ha usato altri linguaggi, quello del cinema, quello dei videogiochi, però sta iniziando a creare un suo linguaggio, un linguaggio che è completamente nuovo. Quali sono le sfide in questa creazione per voi creativi che tutti i giorni poi dovete confrontarvi, e immagino che in questi anni iniziate a vedere sempre più opere che usano questo nuovo linguaggio? Penso che la differenza che c'è entre il mondo del cinema e il mondo della realtà virtuale è il fatto che il cinema è un'arte che sta manipolando il tempo, avanzando in the back, è solo a proposito del tempo. La realtà virtuale è un'arte che manipola il tempo e il spazio, e come si trova la persona che sta facendo l'esperienza della storia in realtà virtuale, come si relaziona con il tempo e con il spazio. La differenza è il fatto che la persona che vedi la storia è parte della storia. Questa qua è la differenza, che in questo momento non sappiamo veramente che significa da un punto di vista tecnico. Come facciamo, come scriviamo le storie, le esperienze dove il spettatore è parte della storia. Questo lo stiamo inventando in questo punto, questa è la differenza più grande. Ecco, avete sentito, il termine storia ricorre molto, no? Sì, lo storytelling oggi è un termine che usiamo spesso, ma che è diventato sempre più fondamentale anche nei videogiochi, ad esempio. E in questo la VR, chiedo adesso anche a Roberto, finora è sempre stato uno strumento utilizzato negli ultimi anni, anche con successo, ma si iniziano già a fare, si faranno secondo te giochi interamente in VR, in cui proprio la VR è al centro dello storytelling? Provo a spiegarmi meglio. Come è successo nel cinema per gli effetti speciali, passare da un effetto wow, cioè una cosa bella perché è bella, a una parte integrante dello storytelling, perché secondo me è questo il punto di rottura tra una cosa che ti stupisce ma dopo un po' magari ti annoia, e invece una cosa che ti coinvolge, se è interna proprio alla storia. Allora, diciamo che è un linguaggio nuovo anche per chi sviluppa videogiochi in ogni caso, e non si è propriamente affermato ancora neanche nel mondo del videogioco. Cioè il videogioco è stato una sorta di testa di ponte della VR per avere notorietà e per, diciamo, diffondersi al pubblico a livello di massa. Però poi all'atto pratico i videogiochi sono rimasti un qualche cosa che per il momento si esprime al meglio ancora su uno schermo. Più che altro per una questione tecnica, sia di effettive potenzialità hardware, cioè comunque la capacità di trasmettere ad un visore la doppia immagine col giusto refresh e le giuste, diciamo, il giusto grado di definizione, non sono cose banali. Si sta cominciando adesso con i nuovi visori a fare qualcosa del genere. PlayStation ha provato a rendere di massa il VR con il suo PlayStation VR, però è rimasto un fenomeno abbastanza di nicchia anche rispetto al mondo dei videogiochi. Sicuramente è un linguaggio che deve trovare la sua modalità espressiva e anche le sue forme, e del resto comunque è sempre un'evoluzione. Anche il videogioco, quando ha cominciato ad imporsi,
in grafica tridimensionale si è appoggiato al cinema, alle volte proprio scimmiottandolo per darsi un tono, come mi viene in mente il fenomeno del lens flare che viene riproposto nel videogioco, è un errore del cinema, però dà senso di realtà. Nel videogioco potresti evitarlo tranquillamente, ma lo introduci per dare quella sensazione appunto, di cinematografico. Stessa cosa per le goccioline sullo schermo, non avresti bisogno di metterle, però ti danno il senso di quella parete come se stessimo parlando di un film. Sul VR a livello di videogiochi ne esistono alcune definizioni ancora interessanti, fra l'altro uno di uno studio italiano che simulava la cecità, per cui tramite il visore tu ti muovevi in questo ambiente nero e toccando il pad lanciavi degli impulsi che ti permettevano di vedere diciamo, il contorno degli ambienti in cui ti trovavi, un po' come succede con appunto il sonar di delfini o pipistrelli. Potrebbero essere alcuni degli indirizzi. In termini generali di racconto e di come raccontare una storia in realtà virtuale, probabilmente non escludo che l'arte possa arrivarci prima dell'industria, tra virgolette, proprio perché, come dicevamo prima, noi ci rivolgiamo ad un pubblico di massa e abbiamo la necessità di avere un certo grado di successo, di ritorno economico su quello che viene prodotto. L'arte probabilmente riesce a raggiungere quel pubblico in una maniera che è meno vincolata a logiche di mercato. E parlando invece di storytelling, quanto è importante anche la conoscenza di chi scrive delle regole della VR? Perché ad esempio nel videogioco mi è capitato tante volte, confrontandomi con chi scrive e poi con chi sviluppa i giochi, bellissima questa cosa scritta, ma svilupparla costa 5 milioni, quindi saltiamo e non la facciamo. Cioè, quanto chi scrive per la VR deve conoscere poi le dinamiche di realizzazione del progetto per creare uno storytelling che sia effettivamente efficace e che possa poi essere anche realizzato con un investimento sensato. Nel College VR, il Venice Biennale College VR, abbiamo la necessità di pensare questo, e Gino, che è qua, è il nostro storytelling developer nel collegio, ma anche non è solo di storytelling ma di user experience, e questo concetto dell'esperienza dell'utilizzatore è una cosa molto nuova, perché nel VR il regista non può controllare dove l'attenzione del spettatore va a essere, e può essere in qualche parte. Dunque, come facciamo che la UX, user experience, è controllata e dà la garantia che va a essere un'esperienza completa? Questo qua è una tecnica che non conosciamo e la stiamo sviluppando con errore e con successo, ma abbiamo in questo momento abbastanza esperienze che possiamo verificare quali sono le parti che funzionano e le altre, e questo lo stiamo sviluppando. Dunque non c'è un libro, non c'è un metodo, non c'è un sistema che è già sviluppato per aiutare i registi, la sceneggiatura della UX. Penso che questo poi sia quello che poi nel gioco per tanti anni si parlava di giocabilità, oggi chiaramente si parla di user experience. È anche un altro aspetto fondamentale, giochi bellissimi ma ingiocabili, si diceva, perché magari si partiva con grandi storie, grandi complessità, ma che poi l'utente non riusciva a sviluppare. Da questo punto di vista il cinema ha mantenuto ancora la sua, diciamo, user experience, nel senso che le grandi innovazioni poi per chi va in sala spesso sono state legate all'audio o alla qualità del video, però la user experience è più o meno la stessa esagero, 50 anni fa, con accorgimenti tecnici migliori. In questo il cinema può inseguire, al contrario, quindi il mondo dei videogiochi o della VR, per aumentare la sua user experience, per essere più anche interattivo, che è un po' quello che manca al cinema, o forse il cinema non ne ha bisogno di questa cosa. Chiedo, magari parto a te, Roberto. Ok, allora intanto rispetto alla scrittura dei videogiochi, chiaramente
e rispetto alla differenza con il cinema c'è la necessità di scrivere una storia che deve essere di qualità, e tanti sceneggiatori in realtà stanno facendo il salto fra i due media. Però al contempo quelle storie scritte si devono adattare appunto a quello che tu chiami al gameplay, quindi alla possibilità di fare qualcosa nel contesto di questa storia che ci viene raccontata. E quindi nello sviluppo di un videogioco c'è un continuo dai e vai fra sceneggiatore e game designer, in maniera tale da costruire quella che poi effettivamente è l'esperienza di gioco. Chiaramente, essendo il videogioco un medium, è un po' come parlare di letteratura o di cinema in senso lato, con l'aggravante, fra virgolette, che il videogioco può essere narrativo come può non esserlo. Una simulazione calcistica, una simulazione della partita a scacchi segue delle regole che sono date, però poi lo sviluppo non ha una regia o una storia da seguire. Mentre chiaramente sul piano narrativo quanto più il gioco ha un impatto narrativo forte, tanto più chiaramente l'aspetto di giocabilità rischia di essere compromesso. Bisogna lavorare bene sul bilanciamento fra i due aspetti. Quello che mi chiedevi rispetto al cinema, secondo me no, io non credo che il cinema abbia bisogno di maggiore interattività, perché è cinema. Se anche gli esperimenti che sono stati fatti, ne parlavamo prima, da Netflix, quindi il tentativo di ibridare il cinema con dinamiche di scelta all'interno della visione, rischia di diventare più fastidioso che utile, perché è proprio l'obiettivo che mi pongo quando mi metto davanti a un film, che è diverso rispetto a quello di una persona che si mette davanti a un videogioco. Cioè nel momento in cui io accendo la console o il PC e comincio un videogioco, voglio vivere un'esperienza, e in questo è più simile forse alla realtà virtuale. Nel momento in cui io mi metto davanti allo schermo per guardare un film, voglio vivere un'esperienza, quindi lavorare più di empatia che non di effettiva partecipazione diretta. Quindi io credo che semplicemente sono fruizioni diverse, tipologie diverse di intrattenimento, e nel paniere complessivo delle esperienze che una persona può fare credo che ci sia il tempo per guardarsi un film, il tempo per giocarsi un videogioco, il tempo per leggere un libro. Cioè il libro non è morto quando è arrivato il cinema non è morto quando è arrivato il videogioco non morirà quando la VR sarà un'esperienza che non è necessariamente videoludica. Sono molto d'accordo con questo. Penso che la forza del cinema reside nel punto di rimanere questo piacere molto particolare della passività. E la passività che abbiamo come spettatore in una sala di cinema è l'essenza stessa del piacere che abbiamo di essere un spettatore. Se il cinema prova di essere interattivo, cambia in un'altra cosa, non è il cinema. Infatti anche il 3D non è mai diventato davvero mainstream, anche nel cinema, che è stato un grande... Si pensava, no, tutti vedremo solo film in 3D, alla fine resta un po' di nicchia anche il 3D, non ha svoltato l'esperienza. Penso che con l'interattività che abbiamo nel gioco, nella VR, siamo sempre invitati a fare cose. Nel cinema è un momento quando siamo invitati a fare niente altro che essere immersi nella storia da un punto di vista immaginativo e emozionale. Ma il fatto che siamo seduti dicendo il cinema è un piacere che non abbiamo con altra cosa, forse con il libro. E anche quando siamo spettatori di un film, siamo connessi con la tradizione del cinema. E questo è una sensazione molto forte in un tempo quando tutti cambia sempre e siamo invitati a essere attivi. La passività che abbiamo nel cinema è una passività fisica, non è una passività mentale ovviamente, ma la passività fisica che abbiamo come spettatore è una cosa preziosa, precious, che apprezziamo più e più, e per questo il cinema rimanere il cinema così. Non devi provare di cambiare con interattività, o
si cambia in gioco o in realtà virtuale. Certo, quindi è uscito anche poi un paragone interessante dalle vostre parole che condivido in pieno, quello tra l'esperienza, no, di lettura, esperienza solitaria, e quella della VR, ne parlavamo prima, che ci si è accorti che appunto è un'esperienza comunque solitaria, come io quando leggo un libro mi estraneo dal mondo, comunque mi concentro sul libro, lo stesso è quando vivo un'esperienza di VR. Però si sta lavorando per renderla un'esperienza condivisa, perché ad esempio i videogames invece ha avuto un impatto enorme quando è diventato veramente un momento di socialità, potremmo dire, perché oggi le persone si trovano per giocare online da più parti del mondo, quindi la condivisione è un aspetto importante che oggi forse è ancora limitato nel mondo della VR, ma mi dicevi che si sta lavorando per superarlo. Sì, si sviluppa molto e nella selezione quest'anno di Venice VR Expanded, la competenza della VR qui nella mostra che abbiamo fatto, abbiamo 3 opere che sono spettacoli che sono fatti live con avatars che sono le rappresentazioni di un gruppo di 5 o 6 attori e attrici che sono in Bangalore, in India, in Vancouver, in Melbourne al stesso tempo, ma sono tutti insieme nel spazio virtuale con noi e stiamo condividendo l'esperienza nel stesso momento e possiamo essere 40 spettatori insieme con gli attori in questa esperienza. Dunque questo delle piattaforme sociali dove possiamo essere insieme e nel stesso momento vedendo, facendo cose, giocando, si sviluppa molto molto rapidamente e la crisi del Covid ha accelerato questo molto più. Mentre nel videogioco la condivisione è una parte ormai essenziale, a parte alcuni giochi magari più semplici, però vedo che sta diventando sempre più un prerequisito quasi dei giochi. Ma in realtà è molto importante, però anche lì, torno al discorso di prima, stiamo parlando di un medium e quindi ha tante declinazioni, come in letteratura, e torno a fare questo parallelo, esistono i saggi, esistono i gialli, esistono i romanzi d'avventura, allo stesso modo il videogioco può essere uno strumento sociale, quindi vari Fortnite, Warcraft e compagnia, quindi tutti i giochi che effettivamente prevedono una socialità condivisa in rete. Però allo stesso tempo alcuni dei più grandi titoli, anche recenti, sono esperienze single player che non prevedono la condivisione. The Witcher 3 è stato un successo planetario, resta probabilmente una delle storie più belle raccontate fra tutti i medium del recente passato, ed è un'esperienza che vivi in solitaria, non hai interazione con altre persone reali. Ci sono diverse prospettive, chiaramente a livello economico per quei giochi che hanno avuto successo sul piano, diciamo, della condivisione e del gioco sociale, i ritorni economici sono stati talmente tanto impattanti che hanno suscitato clamore e maggiore riconoscibilità. Il famoso Fortnite di cui parliamo è sicuramente un fenomeno sociale e sicuramente è un aspetto importante del videogioco, però non arriverei a dire che la socialità è vincolante per il successo del gioco, quello no. Interessante anche questo, sì sì. Mentre prima è uscita una parola che secondo me è molto importante poi per il futuro della VR, ma anche del videogioco forse, che è ibridazione, ovvero riuscire a legare il mondo virtuale con quello reale. Come siamo messi da questo punto di vista con la VR? L'anno scorso, quando abbiamo finito l'edizione 2019 del Venice VR, avevo deciso che questa edizione del 2020 sarà un'edizione ibrida con l'isola della VR nel Lazzaretto Vecchio, vicino al Lido, dove siamo tutti gli anni, eccetto per questo anno, e anche una piattaforma dove tutte le esperienze di VR che abbiamo selezionato saranno disponibili per persone che hanno un visore.
Quest'anno non l'abbiamo potuto fare per la crisi del Covid, ma per l'anno prossimo lo facciamo sicuro. Facciamo l'isola con le esperienze fisiche, ma anche la piattaforma lo stesso che abbiamo fatto quest'anno. E penso che questo è il futuro per tutti gli eventi fisici. Abbiamo cominciato a parlare con Alberto Barbera, con il presidente, con il team della Biennale di questo. Per esempio la piattaforma che abbiamo fatto per quest'anno la guardiamo come un strumento per il college, va a essere permanente, disponibile di maniera permanente per noi, per fare parte della nostra attività anche nella realtà virtuale, al stesso tempo che lo facciamo nella realtà fisica. Questa cosa della ibridazione di tutti gli eventi è una cosa che è lo stesso che si è sviluppato per esempio nel commercio per le for fashion, for clothes, per la moda. Uno può comprare vestiti in un shop, in un negozio fisico, ma anche si può fare online, vero? E sarà il stesso per eventi fisici adesso. Burning Man, che è un festival che si è cancellato, e si passa in una piattaforma virtuale adesso. Abbiamo quest'anno tutto nella piattaforma, ma abbiamo anche 15 città nel mondo che hanno aperto un posto fisico con maschere dove la gente della città possono venire per fare l'esperienza fisica della nostra selezione. Dunque questo modo ibrido di organizzare esperienze va a essere un standard. Posso aggiungere una cosa? Non saprei se definirla propriamente ibridazione, però per esempio anche con i videogiochi è successo diciamo, il salto al di fuori dello schermo con il fenomeno degli esports, per cui giochi virtuali e quindi fatti al computer raccolgono migliaia di persone nei palazzetti, perché quelli che sono diventati effettivamente dei campioni in questi sport virtuali diventano persone da seguire a livello fisico, si va a veder giocare persone partecipando direttamente a quello che diventa un evento di massa, che puoi seguire tranquillamente sul piano virtuale, ma che diventa effettivamente uno spettacolo dal vivo. Penso che anche tutto il mondo del cosplay poi abbia portato il videogioco fuori dal videogioco, perché basta andare a Lucca e vedere come metà dei cosplayer, se non di più, oggi sono personaggi dei videogiochi. Anche se discutevamo prima, noi ne parlavamo in termini di storytelling, raramente il videogioco, quando diventa film, perché ce ne abbiamo tanti casi di videogiochi che sono poi arrivati al cinema, riesce ad avere lo stesso successo, tranne rari casi. Perché secondo te, Roberto, manca lo storytelling, manca il pubblico di riferimento? Cos'è che non fa fare questo salto di qualità? Perché si parla anche di film con grandissimi investimenti. Allora, storicamente, soprattutto nel passato, quando si cercava di fare film dai vari Super Mario, Street Fighter e così via, c'era una mancanza di conoscenza del medium d'origine, quindi gli sceneggiatori non conoscevano il videogioco e poi non c'era la sostanza a cui attingere. Oggi come oggi probabilmente il salto è invertito, cioè la qualità del prodotto videoludico in termini sia di sceneggiature ma anche di resa estetica, cioè la qualità grafica dei giochi attuali è tranquillamente... Penso a The Witcher, che il videogioco è 100 volte avanti rispetto alla serie, sì, per quanto parliamo di una serie Netflix. Ma anche i vari Detroit, c'è una qualità sia della scrittura che della messa in scena che è tale oltre al fatto dell'esperienza diretta del giocatore. Quindi nel momento in cui io gioco un videogioco, mi appassiono, sono parte di quella storia, la vivo direttamente. Tradurre quell'esperienza in cinema vuol dire allontanarmi. Quindi chi ha giocato il videogioco di fatto non trova uno stimolo, un interesse a rivivere cose che ha vissuto in prima persona come terza parte. Per cui quel meccanismo che è forte per il cinema può valere per tutti quelli che non hanno effettivamente giocato il gioco, però ti alieni una parte del pubblico in quel modo. E probabilmente
Adesso si comincia a lavorare meglio anche in termini di adattamenti, e quindi le sceneggiature dei film tratti dai videogiochi sono un po' più mature. Però ci si è appoggiati un po' troppo sul successo commerciale del titolo d'origine per tirare in sala gente che effettivamente non ne ha bisogno. Il vero successo lo hai nel momento in cui o i meccanismi del videogioco sono citati da un film che però ha valore in sé, o nel momento in cui effettivamente crei un universo narrativo transmediale, e quindi il film che vai a vedere al cinema non ti racconta una storia che hai vissuto nel videogioco, ma magari esplora altri aspetti di quella storia che non sono stati vissuti direttamente. È un po' il meccanismo che Star Wars ha messo in piedi da tempo, ma che effettivamente sta trovando differenti nuove soluzioni con IP che sono fortissime, sono costate tanto e quindi devi sfruttare su quanti più media possibili. E a proposito invece di sviluppi, quanto sarà importante per la VR l'ingresso dei grandi player per farla diventare veramente mainstream? Sappiamo che Facebook annuncerà a breve la sua nuova piattaforma, Apple ha detto che nel giro di un paio d'anni dovrebbe arrivare anche lei. Io ho un po' l'impressione che i grandi player stiano aspettando che sia matura anche la tecnologia e poi arrivano loro e creano un mercato. Cosa cambierà nei prossimi anni? È il caso di Apple. Per esempio, Apple non ha fatto niente con la VR, sta aspettando che sta più avanzato, e il principale ostacolo è il visore, perché il visore è molto inconveniente. Scomodo, sì, Non sì. non è comodo. Quando la tecnologia sarà che possiamo fare l'esperienza della realtà virtuale in 360 gradi solo con occhiali, sarà molto più facile, ma questa tecnologia già esiste come prototipo, ma sarà sviluppato come per essere disponibile per il grande pubblico fra 2 o 3 anni. Dunque Apple ha un studio di ricerca per la VR e la realtà aumentata anche, ma lavorano in grande segreto. Hanno cominciato a presentare modelli di quali occhiali che facciano. Facebook ha annunciato che si può partecipare nella fase beta di lancio della piattaforma Horizon, e che sarà lanciata probabilmente all'inizio dell'anno prossimo. Quando Facebook va a cominciare di trasportare tutte le cose che si possono fare nel Facebook oggi nella VR, e vanno a cominciare a vendere la maschera, sarà un lanciamento veramente più massivo per il grande pubblico. Roberto, tu pensi che per i videogiochi l'occhiale possa essere uno sviluppo, o potrebbe, diciamo, magari lo schermo resterà ancora per un po' il punto di riferimento? Sì, credo che per il momento le evoluzioni anche della qualità dello schermo sono tali, anche il lancio recente delle nuove schede grafiche, quindi le possibilità che il videogioco nella configurazione attuale a schermo ha di presentarsi al meglio manterranno la centralità ancora per parecchio, un po' anche per il discorso che facevamo prima, che lo sfruttamento del sistema della realtà virtuale implica una scrittura completamente diversa. Perché è vero che poi nel videogioco io mi posso muovere come voglio, però a schermo posso forzare il giocatore in un determinato indirizzo anche secondo le logiche del gioco, non solo su quelle narrative. Nel discorso del VR devi ragionare proprio su un'impostazione, su una strutturazione dell'esperienza che è diversa, e quindi quelle problematiche che dicevamo avere nella realtà virtuale tout court come esperienza, di fatto le vivi anche nel videogioco. Se succede qualcosa alle mie spalle, e anche avendo lanciato tutti i segnali per attirare l'attenzione dell'utente, questo non si gira, di fatto perdiamo quel meccanismo, e bisogna trovare modo di per ovviare al problema. Posso dire una cosa con questo? È parte il fatto che dobbiamo inventare un nuovo linguaggio della realtà virtuale.
questa cosa di pensare che se faccio qualcosa che il spettatore non vede e che si passa dietro, è una maniera di pensare che non è virtuale, che non è della realtà virtuale, è una maniera di pensare tradizionale del schermo piatto. E nella realtà virtuale le cose che dobbiamo pensare è che non importa se non vedo la cosa che si passa indietro, devo lasciare questa cosa del controllo delle cose che il spettatore vede e devo lasciare questa paura che il spettatore non vede le cose che io voglio che lei vedi. E questo è molto difficile perché dobbiamo pensare una dinamica narrativa nella quale non importa se non vedo qualcosa. E lo stesso nel mondo fisico, si sono vedendo qua e indietro c'è un accidente molto importante per la storia, non lo vedo e continuo e forse più tardi una persona mi dirà oh tu hai visto la cosa che è successo? No, non l'ha visto, ma la persona mi dirà la cosa che è successo. E dobbiamo pensare cose in un modo dove il regista non può avere il controllo completo delle cose che nel user experience. Ma di fatto nel videogioco in parte questo problema si ovvia, nel senso noi per esempio fino a all'ultimo titolo prodotto, Close to the Sun, abbiamo prodotto esperienze in prima persona che sono abbastanza simili al meccanismo del VR, perché chiaramente quello che tu vedi lo vedi attraverso gli occhi del personaggio principale e quindi vedi ciò che stai guardando, la direzione in cui hai puntato il tuo personaggio principale. In un videogioco generalmente, soprattutto quando è impostato in questi termini, quello che avviene è legato a qualche cosa che il giocatore fa, pertanto è più facile indirizzarlo, nel senso sto tirando questa leva, succede qualche cosa. Noi abbiamo creato una serie di eventi secondari che accadono intorno al giocatore e quindi non necessariamente vengono visti e non sono fondamentali per andare avanti nell'esperienza di gioco, però arricchiscono questa esperienza, per cui magari un giocatore rigiocherà il gioco perché qualcuno gli ha detto guarda che quando stai lì succede quella cosa se guardi di là, quindi un po' il meccanismo di cui stavi parlando esiste, però chiaramente hai la necessità di avanzare nella storia nel momento in cui l'esperienza non è un'esperienza fine a se stessa ma ha uno scopo. E quindi diciamo nel videogioco quindi quello scopo lo raggiungi con l'interazione, cioè quindi rendendo alcuni passaggi vincolati all'azione del giocatore in determinati modi. Devo aprire quella leva premere quella leva per aprire quella porta, quando apro quella porta e quindi sono ragionevolmente sicuro che sto guardando in quella direzione innesco un qualche tipo di azione che succede, quindi la vedo per forza. Quello è un espediente, per esempio nel videogioco poi si utilizza probabilmente anche nella realtà virtuale, ovvero far partire un evento solo nel momento in cui il puntatore della camera è indirizzato in quella direzione. L'hardware registra questa concomitanza di visione e punto nello spazio e fa avvenire un evento. Probabilmente è un qualche cosa che condividiamo. Di questo punto di vista il VR può essere un'arte di sistemare il FOMO, Fear of Missing Out. Può essere una definizione. Prima di chiudere vorrei farvi un'ultima domanda su quelle che sono le implicazioni, perché ad esempio il videogioco oggi, anzi più che il videogioco, il sistema del gioco è ampiamente usato dal marketing, in settori business, formazione eccetera, perché si è capito che giocare è qualcosa che ti può aiutare a fare tante altre cose. Penso che anche per il VR si possa prevedere un futuro che sia al di là dell'aspetto artistico, cinematografico, eccetera. Penso alla sanità, penso alla formazione, penso a tanti ambiti business in cui si può crescere. Sì, si cresce di più in questi campi anche per le real estate. Le vendite di appartamenti, case, immobiliari. Real estate, moda è molto forte, educazione, la formazione per esempio di surgeons,
chirurgi. C'è la prima scuola dei chirurgi in Toronto che ha aperto quest'anno, dove tutto si fa interamente in realtà virtuale, nel sport. Formula 1? Aeronautica da quel dì. Aeronautica già da tempo, è vero. Sì, anche in engineering, per automobile, c'è tanti campi dell'attività economica, dell'attività intellettuale che già si facciano con la realtà virtuale e dove si cresce di più che nel campo artistico. Bene, io ringrazio Michele e Roberto, chiedo se magari qualcuno del pubblico vuole fare una domanda, approfittare se vuole chiedere qualcosa, se no c'è un calice di prosecco che ci aspetta, è anche ora di aperitivo, quindi penso che potrebbe essere un'ottima idea. Vedo che non ci sono domande, quindi direi che possiamo andare a prendere un aperitivo tutti insieme. Ringrazio Michele e Roberto e vi chiedo anche un applauso per loro, visto che sono qui con noi.